Quarta corsa, una prova per i 3 anni, sono addirittura in 15 al via, campo completo, 2 file e mezzo. Con il countdown che sta arrivando a 0, il favorito è il numero 13, Joele Cech, soggetto vincitore l'ultima uscita, e già questo in questo tipo di contesti lo pone in ruolo di netto favorito. Macchine in movimento, 1 Gold VDO, 2 Gigli, 3 Gem Sky, 4 Go On Crazy Boy Joe, 5 Guapo MD, 6 Giaguaro in seconda fila, 7 Guelfo C, 8 Jackie RL, 9 Grifondoro Adri, 10 Gufo RL, 11 Gioia con Giacomo Giobi FC, 12 Goldies, 13 Joele Cech, 14 Julius, 15 Gab ST. Macchina che prende velocità. Partiti. È veloce dal centro dello schieramento Gem Sky, che prova ad andare al comando, al suo interno numero 5 Gigli, Guapo MD squalificato. Guapo MD, con Gem Sky che va a chiedere strada a Gigli, poi a contatto Go On Crazy Boy Joe, ancora allo steccato Gold VDO, è partita bene dal 12 Goldies, che però si trova così allo scoperto perché intanto Gem Sky è passata a condurre. Nei confronti di Gigli si muove dal fondo Joele Cech, che cerca di risalire ma poi galoppa. 30 per i primi 400 metri di corsa. Numero con 13 Joele Cech squalificato. Gem Sky nei confronti di Gigli, allo scoperto rimane Goldies, numero 7 Guelfo SI squalificato. Adri, poi in corda Go On Crazy Boy Joe. La mossa in terza ruota da parte di Julius, che cerca di aggirare il gruppo. 800 metri iniziali passati in 1-1-7 dal leader Gem Sky, che continua a comandare. Nella sua scia sempre Gigli, di fuori Goldies, terza ruota per Julius, chilometro in 1.17.1, con la mossa ora anche in mezzo alla pista da parte di Jackie RL. Quando il leader prova l'allungo, Jackie RL scatta in quarta ruota, in corda rimane in quota Gigli, numero che precede 10 sempre Gufo RL squalificato. All'imbocco dell'ultima curva Gem Sky prova la fuga da Jackie RL, che prova ad avvicinarsi, poi Gigli, quindi Go On Crazy Boy Joe, che è ancora chiuso in corda. All'ingresso addirittura d'arrivo Gem Sky contro Jackie RL, Gem Sky che allunga, Jackie che prova ad andare all'attacco, Gem Sky si difende, insiste Jackie, Gem Sky che nel finale si difende e vince su Jackie RL. Al terzo in spinta Go On Crazy Boy Joe. Successo in cost to cost di Gem Sky, Enrico Bellei per il training di Lorenzo Baldi, colore della scuderia Soleil. Vince la figlia di Pasha Lest in percorso di testa. Si svincola nel finale dal tentativo di Jackie RL, che fa suo il secondo posto, mentre finisce in spinta Go On Crazy Boy Joe.